musica è quella della Piemontesina, pezzo popolare che Antonietta Zanchetta cantava sempre da ragazza. E quando l'orchestra ha intonato le prime note, lei non ha resistito. Le sere passate alla pontina. La signora Antonietta festeggia così un traguardo importante, 103 anni, classe 1916, nata a Ponte di Piave, racconta con gli occhi lucidi un'infanzia difficile, 11ª di 12 figli. Quando viene alla luce il mondo sta affrontando il dramma del primo conflitto. Quando ero piccola, che sono nata, mia mamma mi ha tenuto in letto 9 mesi, non aveva vestiti da vestirmi, perché gli ha portato via dei pianotti, perché gli aveva da combattere, e così è arrivata a trovare casa libera, senza niente. E così anche andare a scuola diventa difficile, la famiglia ha bisogno che ognuno porti il proprio contributo lavorando. Non mi neanche mandare a scuola, e non ho neanche fatto a seconda, perché mia mamma aveva bisogno che dei fiori che nasce a lavorare, e mi ha trovato lavoro, e che andava a lavorare su un paese, a Negrisia, e gli dava tovaglie da fare con l'azur. E ora sto andando e tirava i skei. Poi arriva il grande amore, Emilio, con il quale si sposa. Quando da fidanzati giravamo per le vie di Ponte venivamo descritti la coppia più bella del Piave, racconta orgogliosa Antonietta. Intanto scoppia la seconda guerra mondiale, per lei arrivano altri momenti dolorosi, la perdita del primogenito, il ritorno del marito dal fronte e la sua morte subito dopo, dovuta ad una malattia contratta durante il rientro. Antonietta però non si ferma, continua a lavorare e ad allevare le sue 2 figlie che qualche giorno fa, insieme ai nipoti e pronipoti, hanno festeggiato i suoi 103 anni. E alla fine ci svela il segreto di tanta longevità. Lavorare tanto e mangiare poco buon, e movimento